Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Sono più di 40 i paesi al mondo dove gli studenti dell'Università Cattolica possono andare per fare un'esperienza di lavoro o di studio all'estero. Una carta vincente da giocarsi una volta terminati gli studi universitari. Cerchiamo di capire quali sono questi programmi con questo servizio. Dottoressa Borgonovo, uno dei punti di forza dell'Università Cattolica sono i contatti con le realtà accademiche internazionali. Ce ne vuol parlare? Sì, è uno dei punti di forza, come è stato sottolineato anche dal nostro Rettore nel corso della giornata inaugurale dell'anno accademico. L'Università Cattolica ha un'eccellenza in questo, ha moltissimi contatti internazionali e soprattutto a favore degli studenti sviluppa dei programmi di mobilità in scambio. I principali sono il programma finanziato da LLP Erasmus per gli scambi all'interno dei partner europei e abbiamo poi il programma Overseas che permette ai nostri studenti di allargare gli orizzonti e andare anche in paesi in altri continenti. Abbiamo una mobilità molto numerosa che viene programmata con la stipula di accordi bilaterali, promossa tramite bandi, con un complesso sistema anche di applicazione online da parte degli studenti, assistenza sia accademica che amministrativa e poi un grosso lavoro dalla parte accademica per garantire ai ragazzi il riconoscimento del lavoro svolto all'estero sotto forma di esami sostenuti, CFU riconoscibili, voti trasformabili in trentesimi, quindi perfettamente inseriti nella loro carriera accademica. Quindi non devono percepire come una perdita di tempo, cioè un rimanere indietro con i loro esami. Spesso gli studenti pensano questo dell'Erasmus. Quello che noi vogliamo far passare è che sia per loro un investimento per il loro futuro, è un periodo che loro trascorrono in trasferta di fatto, sono studenti della Cattolica sempre a tutti gli effetti, per cui la Cattolica li segue in questo e hanno questa parentesi di formazione che non solo gli garantisce di rispettare le adempienze del piano studi, ma anche di arricchirsi di qualcosa che qui non troverebbero: la formazione linguistica, la conoscenza di una cultura, di un territorio, che molto spesso si risolve poi in un ritorno all'estero o presso aziende straniere che hanno sede in Italia anche per degli sbocchi lavorativi interessanti. Dottor Anelli, oltre agli scambi di studio all'estero, l'Università Cattolica cosa propone agli studenti? Tanti altri programmi sempre relativi allo studio, soprattutto per lo studio della lingua. Abbiamo inglese ed è quella più diffusa e quella più richiesta. Si tratta di corsi intensivi di lingua, generalmente 4-5 settimane, quindi si possono anche decidere durante l'anno, li teniamo praticamente sempre aperti. Abbiamo destinazioni per l'inglese, Stati Uniti, Australia, anche in Europa. Adesso abbiamo aperto anche allo spagnolo, al tedesco, al russo, al cinese e all'arabo negli ultimi anni. Oltre a questo, che sono forse i late si chiamano, sono i più diffusi, ci sono anche programmi per andare a lavorare all'estero, anche su questo ci stiamo molto allargando. Abbiamo ormai da tanti anni un programma in Europa con diverse aziende nostre partner in Europa dove è possibile andare a lavorare, ma ci siamo anche aperti tramite l'aiuto di provider a destinazioni come il Canada, l'Argentina per lo spagnolo e l'Australia. Ci sono poi altri programmi ancora, questi personalizzati, per studenti che hanno la necessità di andare a studiare o di andare a fare ricerca per la tesi all'estero. Allora tramite alcuni fondi riusciamo ad appoggiare il loro soggiorno all'estero, appoggiarlo economicamente affinché possano ricercare con tranquillità i materiali per la tesi. Tutti questi programmi sono aperti solo agli studenti che frequentano il corso di laurea in scienze linguistiche oppure a tutti gli studenti? Sono aperti a tutti gli studenti e sempre di più nel corso degli anni tutti gli studenti ne usufruiscono. Ormai non è più solo una cosa, sapere la lingua non è più solo legato alla facoltà di lingue. Gli unici programmi
che prima non ho citato, che sono legati alle facoltà, sono gli FPAs, Focus Program Abroad. Alcune facoltà hanno stipulato degli accordi per cui gli studenti durante il periodo estivo possono andare a studiare e poi a dare un esame inerente al loro piano di studi, che poi gli viene riconosciuto una volta tornati in prestigiose università internazionali come Stanford, come Stellenbosch, come la Hebrew University in Israele e tante altre, insomma. Torna anche quest'anno la quarta edizione di Preme Spot, il concorso per la realizzazione di spot televisivi per sensibilizzare i giovani verso una guida sicura. Vediamo le novità di quest'anno. Siamo qua con Roberto Merli, presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strada. Ecco, anche per quest'anno, per il quarto anno di fila, voi presentate Prevent Spot e volevamo chiederle in cosa consiste esattamente questa iniziativa. Sono degli spot con il tema della sicurezza stradale che è rivolta ai ragazzi delle scuole superiori e universitari, che con il loro modo semplice ma attento alle realtà della sicurezza stradale vogliono fare questo spot, mandare questo messaggio ai loro coetanei proprio per sensibilizzarli a questa realtà purtroppo drammatica. Questa iniziativa ha avuto una grande partecipazione numerica da parte degli studenti che hanno investito le loro creatività. Ecco, noi le volevamo chiedere la possibilità che ha questa iniziativa di entrare nel sociale e le finalità. Lo scopo è proprio quello di entrare anche nelle case, nelle stanze di più giovani possibile. È chiaro che è un modo di far partecipare giovani di diverse età, quindi scuole secondarie, università, persone che devono porsi il problema della sicurezza, dell'educazione stradale. I concetti e le idee che ne sono emersi, ci vuole fare una breve panoramica? Sì, c'è una tendenza a rappresentare il trauma, l'impatto, l'incidente, il dolore ovviamente, che sono parte fondamentale noi del discorso che stiamo facendo, ma poi le idee sono state anche altre, ci sono stati meccanismi legati anche un po' alla commedia, a cercare di comunicare con un tono più ironico, idee anche più originali. Abbiamo istituti di grafica che possono veramente mandare dei messaggi importanti ai loro coetanei proprio con il disegno. Quindi un ampliamento e significa che dall'anno prossimo ancora continuerà questa iniziativa? Sì, è nostra convinzione continuare su questa strada. È anche vero che facciamo fatica a reperire fondi, diciamo, e questo purtroppo è un handicap. Progetti e aspettative per l'anno prossimo? Noi vorremmo continuare con una grande partecipazione degli studenti universitari della Cattolica. Ci piacerebbe avere una grande partecipazione delle scuole superiori, che in realtà ancora non c'è, è il punto dolente, e ci piacerebbe quindi andare oltre i nostri confini. Noi forse siamo bravi, diciamo, i nostri studenti lo sono sicuramente, vorremmo parlare anche a molte più persone. E ora vediamo insieme la rubrica Libri in pillole. Il primo libro
di cui parliamo è il romanzo d'esordio di Alessandro D'Avenia, si intitola Bianca come il latte, rossa come il sangue. È un libro dedicato a tutti, ma soprattutto ai giovani, agli adolescenti che stanno crescendo ma che comunque non vogliono rinunciare ai propri sogni, senza i quali la vita mancherebbe di inchiostro. Il protagonista è Leo, un ragazzo di 16 anni che frequenta con scarso impegno il liceo. È innamorato di Beatrice, una bellissima ragazza dai capelli color rosso, il suo colore preferito, che è il simbolo dell'amore, della passione e dei sogni. Quei sogni che iniziano ad acquisire importanza nella vita di Leo grazie ad un supplente, soprannominato appunto il sognatore, che mostrerà agli studenti la vita da un diverso punto di vista. In queste pagine Leo cresce, dovrà affrontare le difficoltà della vita che lo faranno maturare, inizierà a vedere cose che prima non vedeva, come per esempio l'importanza di una famiglia unita, dell'amore e dell'amicizia. Questa è Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D'Avenia. Il prossimo libro di cui parliamo è il nuovo di Niccolò Ammaniti, intitolato Io e te. La storia è breve e intensa. Il protagonista ancora una volta è un giovane, si chiama Lorenzo ed è figlio unico. Fin da piccolo è stato molto particolare, senza amici, molto legato alla madre e totalmente indifferente al mondo esterno. Così indifferente che i genitori decideranno di mandarlo dallo psicologo perché diventi normale, perché diventi come tutti gli altri bambini. Sarà però l'incontro con la sorellastra Olivia a farlo cambiare, a farlo crescere, a fargli abbandonare per sempre quel gigante di pietra che gli impedisce di vivere, di reagire e di amare. Questo è Io e te di Niccolò Ammaniti. Ed eccoci tornati al caldo per presentare l'ultimo libro. Questo fu pubblicato nel 1961 negli Stati Uniti e da allora è stato continuamente ristampato dato il grande successo che ha ottenuto. Si intitola Matrimonio perfetto e la protagonista è Chantal, una ragazza talmente bella che tutti i ragazzi cadono ai suoi piedi, ma lei non riesce a decidersi. Sarà forse a New York il suo principe azzurro? Infatti sarà proprio il bel fotografo Eugene Wright, una volta trasferitesi nella grande metropoli, a farle perdere la testa. I due si sposeranno molto presto e la relazione sembra essere perfetta. Quando iniziano i primi litigi però Chantal si farà aiutare dalla madre che le svelerà qualche trucco per rendere la loro relazione perfetta. Si sa però che in realtà la perfezione non esiste. In questa commedia sull'amore e sul matrimonio vi divertirete ad ogni pagina. Questo è Un matrimonio perfetto di Winifred Wolfe. Anche per oggi è tutto, noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, il venerdì alle 20:45 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.